Si è svolta a Bonpensiere la festa di Santa Rita, organizzata come ogni anno da una fedele, Salvina Licata. Io insieme al comitato organizziamo questa festa, ma è nata da me soprattutto perché io sono stata male ed ero in grave condizione di salute. Allora mia sorella è andata nella chiesetta dell'ospedale a pregare proprio Santa Rita e lei mi è venuta a fare compagnia nel mio travaglio che avevo, disturbi e cose varie. Allora che dopo che siamo usciti è nata questa festa di Santa Rita perché a Bonpensiere non era festeggiata ancora e ogni anno la festeggiamo. Quest'anno ho avuto un comitato che mi ha collaborato tantissimo. Io quest'anno faccio parte di Santa Rita, però quando ho iniziato con la signorina Salvina, la disabile, ho iniziato io e mia cognata Cristina solo per aiutarla, perché non poteva girare il paese ad affrontare a fare una festa. Però nel frattempo che raccoglievamo il paese, mi hanno fatto la proposta di far parte del comitato e sono fiera di essere del comitato di Santa Rita. Evviva Santa Rita! In quel giorno mi è venuta davanti Santa Rita di mettermi nel comitato e non me l'aspettavo e ringrazio Santa Rita veramente col cuore. Viva Santa Rita! Quest'anno abbiamo la gioia di avere un comitato presente, collaborante e anche numeroso. Vogliamo ringraziare veramente il Signore e vogliamo ringraziare la Santa Taumaturga Rita, di cui tutti i miei parrocchiani ne sono devoti, e per questo anche oggi, che è un giorno settimanale, la Chiesa è stata gremita di fedeli perché devoti di Santa Rita. La devozione per Santa Rita è una devozione radicata sul nostro territorio e anche quest'anno si ripropone questa festività e devo dire si ripropone anche in maniera un po' più amplificata e aggiornata, perché il percorso della processione sarà un po' più lungo, diverso da quello degli altri anni, e il comitato non si è fatto mancare nulla per dare la possibilità alla cittadinanza di godere appieno della festività di Santa Rita. Il corpo bandistico Giuseppe Verdi di Caltanissetta sempre presente a Bonpensiere. Sì, noi siamo sempre presenti quasi in tutte le manifestazioni qui a Bonpensiere, sia il comune sia anche i vari comitati ci invitano sempre e siamo ben lieti di venire sempre qui e sempre ben accolti, soprattutto un bellissimo paese tra l'altro. Noi abbiamo origini antichissime, veniamo dal 1882, la banda esiste a Caltanissetta. Per diversi anni siamo stati sempre in giro per la Sicilia, abbiamo anche fatto numerosi interventi anche a Roma, siamo stati per il Giubileo, in varie manifestazioni. Abbiamo fatto anche un gemellaggio a Cittanova, che è una città soprattutto gemellata con Caltanissetta per quanto riguarda le varie del Biancardi. Però noi siamo sempre ben lieti, ormai ci siamo legati moltissimo qui a Bonpensiere, la troviamo un po' come la nostra seconda casa. Attenzione!